Finanziati 3 dissalatori in Sicilia, a Porto Empedocle, Gela e Trapani, dovrebbero essere pronti per il prossimo mese di giugno. Diventa operativa la figura dello psicologo in Sicilia, approvati dalla Giunta Schifani i criteri che fissano i tempi e i modi di attuazione. Oggi la giornata della colletta alimentare, si raccoglie cibo per i più bisognosi. Presentato il libro del cardiochirurgo Ruvolo, A cuore aperto, dello scrittore Pascal Schembri e di Aurora Augello sul caso Tandoi. Insoddisfatto il segretario del sindacato MP per le assegnazioni destinate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la questura di Agrigento, totalmente insufficienti. Panoramica dei principali avvenimenti della domenica calcistica in provincia: l'Acragas in casa incontra l'Enna, il Castrum Favare in trasferta a San Cataldo, presentato intanto il nuovo allenatore dell'Icata Calcio e Marco Coppa, un ex che ha guidato anche l'Acragas. A Palermo tutto pronto per la maratona di domani. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento del nostro telegiornale di oggi 16 novembre sabato. Buone notizie in arrivo per l'emergenza idrica. Dalla cabina di regia nazionale, via i dissalatori in Sicilia, il presidente Schifani, bene l'accelerazione, acqua entro giugno, il servizio. La cabina di regia nazionale per l'emergenza idrica, presieduta dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, ha approvato le proposte avanzate dalla regione siciliana attraverso il commissario incaricato Nicola Dell'Acqua per procedere alla riattivazione dei 3 dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani attraverso dei moduli temporanei in attesa di quelli definitivi, così da poter garantire ai cittadini la fornitura d'acqua entro il prossimo mese di giugno. Desidero rivolgere il plauso del mio governo alla cabina di regia nazionale, al commissario dell'acqua, ha affermato il presidente della regione Renato Schifani, per aver accolto la mia proposta di voler accelerare le procedure necessarie a restituire ai siciliani impianti indispensabili per garantire in modo continuo adeguate forniture idriche, ancora più urgenti in considerazione dei cambiamenti del clima che ci costringono a fare i conti con lunghi periodi di siccità ed esaurimento delle scorte d'acqua. L'iter prevede di ripristinare attraverso delle procedure d'urgenza i 3 dissalatori dismessi da oltre 10 anni e installare 3 moduli temporanei entro giugno che saranno successivamente inglobati negli impianti definitivi, così da raggiungere una fornitura di 500-600 litri al secondo. Le opere strutturali di presa a mare saranno realizzate in modo da consentire un aumento della produzione fino al 50%, fino ad arrivare a 900 litri di acqua al secondo. Il governo della regione ha già individuato le risorse necessarie, stanziando 90 milioni di euro dell'accordo di coesione sottoscritto con il governo nazionale e altri 10 milioni provenienti dal bilancio regionale. E in Sicilia diventa operativa la figura dello psicologo di base. La Giunta Schifani ha approvato un decreto del Presidente che fissa i criteri e tempi per la formazione degli elenchi provinciali dei professionisti, oltre alle competenze e ai settori di intervento. In questo modo, ha affermato il governatore Schifani, sarà possibile potenziare l'efficacia del servizio sanitario regionale, intercettando tutte quelle fragilità, soprattutto tra i giovani, che è necessario prendere in carico prima che possano diventare gravemente patologiche. Il decreto disciplina la formazione degli elenchi provinciali degli psicologi delle cure primarie che verranno istituiti in ciascuna ASP e la gestione degli incarichi convenzionali, la definizione delle specifiche competenze e dei titoli, oltre ai criteri di valutazione. Lo psicologo di base è un professionista che individua il problema e indirizza il paziente a colui che nell'ampio ventaglio degli specialisti risulta maggiormente indicato, quanto spiegato dall'assessore regionale alla salute Giovanna Volo. Fare imprese in Sicilia, l'insularità, vantaggi e svantaggi. Per le imprese siciliane è stato questo il tema di un convegno organizzato dal Lions Club Zolfare, che ha visto come relatore il presidente della commissione bicamerale alla insularità,
onorevole Tommaso Calderone e il PAS governatore Lions Angelo Collura. Noi abbiamo seguito l'evento a Grotte. Presidente, oggi un importante convegno organizzato dal Lions Club dove si parla di insularità, dei vari pro e dei vari contro. Il nostro governatore Mario Palmiciano ha fatto bene a prendere in considerazione il tema dell'insularità e dell'imprenditoria come momenti di riflessione dell'associazionismo. Io ritengo che noi oggi qui a Grotte stiamo creando una grande occasione di coinvolgimento intanto delle istituzioni. È presente il Presidente della Commissione bicamerale per l'insularità, l'onorevole Calderone, è presente anche uno degli studiosi più importanti che abbiamo nel contesto siciliano, che è il professore Benedetto Torrisi. Avremo anche imprenditori di una certa importanza e soprattutto anche cittadini grottesi come i Mancuso, che possono direttamente portare la propria esperienza su quelli che sono anche i disagi di fare impresa nel nostro territorio e soprattutto sotto l'aspetto della esportazione. Infatti io ritengo che l'insularità è vista come un momento anche di freno rispetto a quello che può essere lo sviluppo economico. È vero, tutte le isole, in particolare quelle che ci riguardano, l'Italia è piena di isole e questo sottobosco di isole non va altro che talvolta anche essere un freno non indifferente alla crescita del PIL. Sono isole che in genere hanno una tipologia di lavoro che è caratterizzata solo da un settore settoriale, che è quella del turismo. E allora tutto ciò fa riflettere, perché dobbiamo sicuramente attraverso l'Europa, ecco l'articolo 119 della Costituzione, che non ha fatto altro che integrare l'articolo 174 che già l'Europa aveva giustamente con un grande intuito posto all'attenzione le isole, e adesso il concetto dell'insularità. Questa insularità che deve essere un momento di partenza e non un momento di riconoscimento di uno stato di differenza, anzi l'occasione per fare in modo che la nostra terra, la nostra Sicilia, la Sardegna e tutto ciò che riguarda le isole nel complesso dell'Europa possono diventare, col concetto di coesione europea, possono diventare veramente all'altezza del compito. Presidente Tommaso Calderone della Bicamerale, oggi un interessante convegno dove si discute da parte del Lions dei pro e contro di questa insularità. Ecco, cosa si può fare per far uscire le isole dalla loro marginalità economica? Che cosa si deve fare, non che cosa si può fare. Come lei certamente saprà, con una legge costituzionale del 2022 è stato riconosciuto il principio dell'insularità. Significa che ogni provvedimento legislativo deve pensare ad annullare gli svantaggi dell'insularità, cioè è necessario, e lo prevedeva anche sostanzialmente anche l'articolo 174 del Trattamento del funzionamento dell'Unità Europea, che tutti i provvedimenti tengano conto che questo svantaggio si deve annullare. Quindi ci sarà, a mio modo di vedere, una grande ripresa, ed è questo che vuole la nostra gente, e quindi sono molto ottimista che certamente tutto il gap di svantaggi che abbiamo avuto nel corso dei secoli, potrei dire, da qui a venire certamente le cose potranno soltanto migliorare. Sì, un convegno particolarmente interessante, importante, dove si avrà modo di confrontarci e di discutere su quelle che sono le problematiche, oltre che i vantaggi naturalmente del fare impresa in Sicilia. È chiaro che le imprese siciliane hanno da un lato dei vantaggi competitivi, delle competenze distintive importanti che sono peculiari, che sono tipiche appunto del nostro modo di fare impresa, dall'altro bisogna scontare una serie di svantaggi a partire dall'insularità. Sappiamo che le nostre imprese hanno dei nuovi competitors particolarmente aggressivi, pensiamo alle imprese spagnole, quelle greche, la Turchia, l'Egitto, non solo, che riescono a produrre a dei costi molto più bassi pensare alla manodopera. Quindi il fatto di essere in un'isola rende ancora più complicato per le nostre imprese quello di affermarsi e quindi di sviluppare, di riuscire a creare maggiore valore. Per cui bisogna intervenire. Oggi sarà un'importante occasione di confronto e soprattutto per stuzzicare i nostri governi, che a mio avviso non credo che stiano facendo delle politiche particolarmente efficienti, mirate a dare la possibilità alle nostre imprese italiane, ma del sud in particolare, a rimanere, ad avere appunto, soprattutto a diminuire tutta una serie di problematiche legate appunto ai costi delle nostre imprese, che potrebbero consentire una maggiore efficienza
efficienza e quindi una maggiore competizione sui mercati nazionali e internazionali. Come valuta questa iniziativa? Questa iniziativa l'abbiamo voluta fortemente in quanto tocca un tema molto importante per il nostro territorio. L'insularità è una delle criticità spesso che tocca tutte le imprese della nostra isola, maggiormente anche quella della provincia di Agrigento, che deve scontare anche difficoltà nei trasporti, nelle strade, nelle comunicazioni. Quindi abbiamo fortemente voluto questo insieme a prestigiosi interventi che ci saranno durante questo incontro, affinché in maniera propositiva cerchiamo di dare soluzioni, punti di forza e sviluppare comunque la nostra singolarità che è tipica della Sicilia, dei nostri prodotti e dei nostri imprenditori. È un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto in collaborazione con il Lions Club Zolfare, che ringraziamo. Vogliamo porre con questa iniziativa la tematica sul tessuto produttivo e economico del nostro territorio. Territorio intendo territorio regionale del meridione d'Italia, ma con attenzione particolare alle isole. Parliamo della Sicilia e della Sardegna, perché oltre ad avere un contesto economico difficile, le imprese che si trovano a svolgere attività economiche in Sicilia e in Sardegna hanno il problema dell'insularità. Nel 2022 una legge costituzionale approvata dal Parlamento ha fatto sì che determinati costi legati all'insularità potessero venire abbattuti attraverso opportuni strumenti legislativi. Presente a questa iniziativa un imprenditore agrigentino che lavora e opera quotidianamente nel territorio. Ecco, come valuta questa iniziativa? Assolutamente di grande interesse quando si parla di sviluppo e si analizzano i pro e i contro del fare impresa in Sicilia, con i ritardi che abbiamo, gli ostacoli che ci sono. Fa sempre bene, lo fa sicuramente anche sul nostro territorio di Agrigento con questa iniziativa per cui ringraziamo i Lions e Sicindustria è presente con grande interesse, perché i temi sono quelli assolutamente cari alla nostra associazione. Oggi è la giornata della colletta alimentare, grande partecipazione ha avuto l'iniziativa che ha visto la fattiva collaborazione del Lions Club Agrigento Valle dei Templi in collaborazione con il Banco Alimentare e il Servizio. Oggi siamo dinanzi al Superstore Conad al centro commerciale città dei Templi di Agrigento per partecipare alla colletta alimentare. Il nostro club aderisce con il Banco Alimentare all'iniziativa anche quest'anno e ci trovate tutto il giorno qui per fare quello che è il nostro servizio che facciamo da sempre, quello di cercare di aiutare chi si trova in difficoltà. Vi invitiamo a passare, a venire a trovarci per dare anche il vostro sostegno. Quest'anno si rinnova l'esperienza della colletta alimentare, un modo per aiutare i poveri e riflettere sulla situazione che un po' ci circonda. Una esperienza bellissima che coinvolge tante realtà, come ad esempio gli amici del Lions, come diceva il collega, fino alle 21 siamo qui e quindi invitiamo tutti a partecipare. Giornata nazionale della colletta alimentare anche nella città di Catania, numerosi volontari, anche eccellenti. Ce ne parlano i colleghi della redazione di Catania. Oggi è la giornata nazionale della colletta alimentare che naturalmente si svolge anche a Catania tramite i suoi volontari e le attività delle organizzazioni partner o ancora attraverso le iniziative da mettere in campo per creare una rete sociale di aiuto attenta alle vulnerabilità. Oggi siamo qui per la giornata nazionale, però non deve passare il messaggio che sia una volta l'anno in cui si deve fare qualcosa per gli altri, anzi coloro i quali gestiscono il banco alimentare lavorano nella quotidianità. Oggi è certamente il giorno più importante perché è la giornata nazionale, quindi in tutti i punti vendita a carattere sia regionale, quindi nella nostra Sicilia, che a livello nazionale ci sarà la possibilità di donare qualcosa. E se tutti facessimo un po' la nostra parte, magari potremmo contribuire ad avere un mondo migliore. Siamo qua davanti a tutti i supermercati, questa meravigliosa marea arancione fatta da tantissimi volontari, giovani e meno giovani, che
che inviteranno gli avventori dei supermercati a fare un po' della propria spesa, chiedendo prodotti non deperibili per aiutare i 300.000 siciliani in condizioni di indigenza che in questo momento vengono aiutati dal Banco Alimentare. Per cui siamo qua, vi chiediamo un po' del vostro aiuto, del vostro sostegno. Il Banco Alimentare c'è ogni giorno proprio per questo, per provare a dare conforto attraverso anche la sua meravigliosa rete di strutture caritative a chi in questo momento fa fatica. A cuore aperto il libro del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo è stato presentato ieri alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento. Vi proponiamo le interviste al dottore Giovanni Ruvolo, a Don Angelo Chillura, a Don Saverio Pitteri, Don Angelo Burgio e a Margherita La Rocca Ruvolo. Nella mia vita mi sono occupato di cardiochirurgia e per questo motivo ho chiamato l'associazione A Cuore Aperto. In questo libro rivedo i 20 anni dell'attività dell'associazione, fondamentalmente 3 iniziative sul territorio, sia in Sicilia che anche a Roma e in altre parti dell'Italia, con delle visite gratuite, e poi 2 altre iniziative molto importanti che sono state Un Cuore per Ipogolo, un villaggio della Tanzania vicino a Iringa, in cui abbiamo anche lì portato le visite nei villaggi dove la gente non mai si sarebbe sognata di avere un minimo di sanità. Abbiamo sostenuto il dispensario di Ipogolo gestito dalla Comunità Cristiana del Mondo e soprattutto un'iniziativa che per noi è fondamentale, abbiamo spinto verso la formazione, perché non si trovavano infermieri, non si trovavano medici, allora ci siamo detti che era fondamentale fare studiare i ragazzi. Abbiamo fatto studiare oltre 200 ragazzi non con fondi statali, ma solo utilizzando il 5 per 1000, le donazioni di tantissime persone siciliane, agrigentini e anche del resto d'Italia. Queste persone che hanno studiato sono felici di restare sul territorio e quando tu gli chiedi ma vorresti venire in Europa, loro dicono no, perché devo venire, voglio vivere nella mia terra. L'altra iniziativa invece recentissima, Un Cuore per l'Ucraina, perché nel momento in cui ci siamo resi conto di quello che stava succedendo, ci siamo detti che bisognava assolutamente fare qualcosa di concreto e per non perdere tempo abbiamo affittato un autobus, abbiamo riempito di circa 20.000 euro di farmaci e siamo andati in Polonia al confine con l'Ucraina e con l'aiuto di un sindaco i farmaci sono stati portati a Sumi tra la Russia e la Bielorussia e poi abbiamo portato a Montevago circa 40 ucraini, quasi tutte bambini e donne, e li abbiamo fatti vivere in appartamenti cercando di dare loro una serenità. L'associazione ha provveduto a pagare tutte le spese, dal cibo alla luce, e soprattutto queste persone in questi mesi, in circa 8 mesi, si sono un po' rilassati. All'inizio i bambini, se c'era un rumore, si spaventavano, invece piano piano hanno acquistato un poco di serenità e poi ovviamente sono voluti tutti ritornare in Ucraina perché lì c'erano i mariti, c'erano i fratelli che avevano combattuto e quindi anche i bambini volevano rivedere i propri genitori, il papà. Questa sera è stata l'occasione per presentare e esprimere gratitudine a dottore Ruvolo, alla moglie Margherita, all'associazione A Cuore Aperto per questo gesto di grande generosità che hanno avuto per questo lungo periodo. Cioè non è un'esperienza, non è, come si dice, un poco di paglia, non è un evento occasionale, ma è una cosa che ha avuto una sua durata straordinaria. Per questo dico, dobbiamo manifestare gratitudine, è un modo per dire grazie, non a livello personale ma a livello comunitario, come a livello ecclesiale, esprimere la gratitudine per chi si spende per gli altri, perché ha avuto questa attenzione per gli altri, ha dedicato tempo agli altri, ecco, non soltanto energie materiali, non soltanto soldi, ma anche questa la professionalità, le competenze per poter curare gli altri. Per questo io sono molto contento, soddisfatto del risultato che questa sera si è raggiunto. Ecco, tante persone hanno partecipato ed è stato un incontro
non come conferenza, ma un incontro dove le testimonianze hanno svolto l'unico ruolo della serata. Anni di storia, di amore, di cuori che battono, di cuori generosi, di cure, di adozioni, di sostegno, di volte e di gente che incontriamo che restano sempre nei nostri cuori, perché il volontariato sempre, soprattutto oltre il confine, riempie il cuore, ti fa sognare ad occhi aperti e ti fa incontrare quell'immagine di due mani che si incontrano di colore diverso, che insieme possano fare tanto, che insieme abbattono distanze, lingua, ma che ci fa parlare il cuore, mettendoci insieme il cuore ci fanno amare e danno speranza al mondo e a quella terra lontana, ma tante volte desiderosa di bene e di cure e di attenzione. Siamo contenti perché abbiamo potuto lasciare anche agli africani quello che abbiamo iniziato, sperando che lo possano portare avanti. Almeno fino ad ora ancora portano ancora avanti. Addirittura è nata un'altra nuova parrocchia adesso, la parrocchia di Ussolanga. Quindi Ismani ha partorito due altre parrocchie, Migoli e Ussolanga. Se non fosse stato per gli agrigentini, se non fosse stato per la nostra diocesi, non avremmo potuto fare niente. Lavoravamo perché avevamo questo supporto dietro che ci dava una mano e ci ha fatto fare grandi miracoli veramente. Noi abbiamo dato il cuore, loro se ne sono accorti che abbiamo dato il cuore. Tanti mi scrivono che sono stati eletti ad essere presidenti delle comunità di base, ad essere catechisti, perché quando eravamo a Ismani siamo stati istruiti bene sulla nostra fede e adesso siamo ancora saldi su quella fede che abbiamo ricevuto quando c'eravate voi. Sono stati anni questi veramente intensi, abbiamo condiviso questo percorso, lo abbiamo fatto lavorando molto qui sul territorio, cercando di portare un piccolissimo contributo in terra di missione, in una punta che è quella del villaggio di Ipogolo. Questa sera aver avuto l'opportunità in un posto così bello, dove si respira cultura, dove si respira sapere, dove si respira conoscenza, ecco, mettere a fruizione di chi è venuto il lavoro di 20 anni, perché il volume non è altro che una rassegna fotografica proprio di immagini che immortalano quello che è stato fatto dall'Associazione Ancora Aperto e dai tanti benefattori che l'Associazione Ancora Aperto in questi anni ha avuto. Il libro è il frutto del lavoro di tutti. E sempre in media di editoria, a Real Monte, anche lo scrittore italo-francese Pascal Schembri ha presentato 2 suoi nuovi libri. Un impegno sociale su tematiche cruciali della nostra società, racconti gialli, una ricerca storica spinta da quel sentire personale come motore propulsore per leggere uomini, fatti e contesti. Tutto questo è emerso ieri sera nel corso della presentazione degli ultimi 2 libri dello scrittore italo-francese Pascal Schembri, che alla soglia dei suoi 80 anni ha proposto al pubblico un'antologia tratta da tutte le sue opere che ha definito il suo testamento letterario dal titolo Figli adottivi. È un thriller, l'arma del potere. Le colte e diversificate relazioni di Ester Monachino, Fabio Fabiano, Mariella Bruno e Luciano Carruba hanno appassionato il folto e attento pubblico presente. Noi abbiamo sentito lo scrittore. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, è da qualche anno che non presento più dei miei libri qui nella mia città e stasera al ristorante del Madison presenteremo 2 libri, L'arma del potere e Figli adottivi. Figli adottivi è un'antologia di tutti i libri che io ho pubblicato. Ho voluto far pubblicare questo libro per lasciare qualcosa, nel futuro. Invece L'arma del potere è un thriller ambientato maggiormente in Sicilia all'inizio degli anni 60 e dopo i personaggi girano per il mondo. Comunque la storia si svolge nella provincia di Agrigento tra 2 famiglie un po' mafiose e viene rapito un bambino, quindi la storia si svolge su questo rapimento del bambino e dopo ci saranno tanti altri personaggi e chi leggerà dopo scoprirà chi è Paola. Pascal, i figli adottivi è un po', lei ha detto,
il mio testamento letterario, che viene, lo possiamo dire, alla soglia di quasi 80 anni. Sì, infatti lunedì 18 ottobre compio 80 anni e quest'anno ho voluto farmi questo regalo soprattutto per le persone che non conoscono tutti i miei libri, perché sono stati pubblicati 56 e in tutto sono 68 con i manoscritti, e quindi ho avuto questa idea di fare questa antologia, e in questo libro naturalmente non è un romanzo, ci sono soltanto la prima pagina, parlo come mai io ho scritto quel determinato libro, la sinossis e qualche prefazione che hanno fatto dei critici letterari. Ecco, questo è il motivo. Pascal Schembri, ma significa la fine della scrittura o ci sono altre pubblicazioni in cantiere? No, ci sono altre pubblicazioni in cantiere, però siccome come voi sapete ho creato questa associazione culturale Casa del Libro con un premio letterario alla Scala dei Turchi di Nerussiello, quindi mi prende molto tempo. Nel 2025 so che verrà pubblicato un mio nuovo libro che parla di una tematica che normalmente i media cercano di non parlarne, quella del trapianto degli organi, perché diciamo questo vandalismo dei trapianti e soprattutto dei bambini che spariscono, delle persone che spariscono, noi non sappiamo dove vanno a finire, però diciamo sotto sotto si sa qualcosa, diciamo che c'è questo mercato nero, come circa 20 anni fa, quando io ho pubblicato la mia prima inchiesta Perché gli uomini picchiano le donne, non se ne parlava come se ne parla oggi. Io l'ho pubblicata in Francia nel 2006 e dopo è stata pubblicata in Italia. Dopo ho scritto altri libri sulla violenza come Femminicidio e loro si sono salvate, e adesso in televisione fanno questa trasmissione ogni martedì sera, Sopravvissuta. Ecco, il mio libro era Femminicidio e loro si sono salvati. Quindi per dire che io sono stato uno dei primi, diciamo, a scrivere cose di problemi sociali, soprattutto sociali, per i bambini, per il bullismo, per la pedofilia, per l'omertà, anche per l'ambiente gay, perché io non amo che i genitori buttino fuori di casa perché i loro figli sia femmine che maschi, perché hanno tendenze diverse. Infatti ho dedicato un libro nel 2000, I 12 Apostoli del Mare, ed era un libro dedicato all'AIDS, perché a quell'epoca, diciamo negli anni 80, ci sono state molte persone che hanno perso la vita e molte persone che sono state licenziate dal loro lavoro, e soprattutto dei genitori messi alla porta perché erano state contaminate, ma mica era stata colpa loro, mica tutti i contaminati erano gay, non erano gay, sono state contaminate così. E tutto questo si trova anche nei figli adottivi? Sì, tutto si trova nei figli adottivi. E alla Biblioteca Fontanelle, a cura del Comitato di Quartiere, presentato il libro sul delitto Tandoi, scritto da Aurora Augello. Ce ne parla meglio Eugenio Cairone. Un libro sul delitto Tandoi, con letture di Nuccia Grassonelli, presentato alla Biblioteca di Fontanelle per iniziativa del Comitato Fontanelle Insieme, che ancora una volta è stato presente con iniziative apprezzabili dagli abitanti. Ed è auspicabile che la biblioteca del quartiere, ubicata nel centro sociale, venisse affidata allo stesso comitato. A scrivere il libro intitolato Diario di un cancelliere, il delitto del viale, è stata un'abitante di Fontanelle, Aurora Augello. Tornando all'iniziativa, c'è da aggiungere che il Comitato Fontanelle Insieme si sta preparando per organizzare come ogni anno la ricorrenza del Natale, un altro impegno per i ragazzi. Questa sera si presenta qui a Fontanelle, alla biblioteca, un suo libro, un suo scritto, praticamente Diario di un cancelliere. Parliamo del delitto Tandoi. Sì.
parliamo di delitto Tandoi e non solo, perché il punto di vista è molto privato, molto intimo, tramite un cancelliere che è esistito effettivamente durante questo periodo ed è stato cancelliere al Tribunale di Agrigento, il Salvatore. Il Salvatore è un personaggio quindi per metà vero e per metà falso. In che senso? Vero in quanto vissuto realmente all'epoca del delitto, falso in quanto è stato da me raccontato attraverso un diario dove lui annota tutto e diventa il suo dispositivo e una valvola di sfogo di tutto quello che gli accade, sia esternamente che internamente, come personaggio che vive un conflitto e si fa portavoce di un conflitto che vive anche tutta la cittadinanza. Prima lettura, Agrigento, giovedì 31 marzo 1960. Oggi è stato il peggior giorno della mia vita. Ho appreso che ieri sera è stato ucciso il commissario Cataldo Tandoi. In ufficio siamo ancora tutti sotto shock. Non posso dire che fossimo amici, ma nutrivo per lui una profonda stima. In uno dei nostri primissimi incontri mi presentò la moglie, donna elegante, molto più giovane di lui. Adesso, povera Leila, come cambierà la tua vita? Lunedì 4 aprile ore 13. Sento il bisogno estremo di scrivere su queste pagine bianche. Linea alla regia per la pubblicità. Per il segretario generale del Sindacato di Polizia Democratici e Riformisti Alletto Antonino, le assegnazioni destinate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la Questura di Agrigento sono da considerarsi totalmente insufficienti. Abbiamo appreso ufficialmente, afferma il segretario Alletto, che la pianificazione dei movimenti di personale del ruolo degli agenti e assistenti e degli ispettori predisposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per gli uffici di Polizia d'Italia e quindi anche per la Questura di Agrigento, un'assegnazione che prevede in entrata 4 ispettori e 11 agenti tra il mese di dicembre 2024 e l'8 gennaio 2025, un numero totalmente esiguo che non copre neppure gli imminenti pensionamenti, figuriamoci se possono servire per un adeguamento o un potenziamento concreto del personale per gli uffici esistenti nella provincia che sono gravemente in sofferenza organica. E notte di fuoco a Ribera, l'automobile di una proprietaria casalinga di 67 anni è stata danneggiata da un incendio. La Volkswagen Golf si trovava parcheggiata in via Eolie. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver visto le fiamme e sentito odore di bruciato, ad allertare i pompieri. I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area. Sul posto è intervenuti immediatamente i carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Non sono state ritrovate tracce di liquido infiammabile, ma la pista dolosa resta comunque un'ipotesi. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. E i poliziotti del commissariato di Canicattì, esecuzione un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Agrigento, hanno arrestato una persona di 35 anni del posto. L'uomo, ritenuto responsabile dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia, deve scontare un residuo di pena di 5 mesi e un giorno di reclusione. Gli agenti, dopo le formalità di rito, hanno trasferito il 35enne nella casa circondariale di Agrigento. E ad Agrigento, oggi 16 novembre, in piazza Marconi, dalle ore 19 il prospetto della stazione centrale sarà animato da un videomapping che racconterà in breve i 2600 anni di storia della città, un viaggio nel tempo che affonda le radici nell'antica Akragas e si conclude ai giorni nostri, mostrando periodi storici, tradizioni e personaggi di rilievo. Le proiezioni dureranno 5 minuti e saranno ripetuti ogni 30 dalle 18 alle 21 ogni venerdì e domenica sera con appuntamenti extra durante il periodo natalizio. Il sindaco di Agrigento Miccichè e l'assessore alla cultura Ciulla affermano che questo progetto rappresenta un'ulteriore occasione per scoprire e riscoprire le radici della nostra città, celebrando personaggi illustri, le tradizioni e i momenti storici che hanno segnato il nostro cammino. Un invito quindi è rivolto ai cittadini e ai visitatori a vivere una nuova esperienza serale, unica e coinvolgente.
Passiamo ora allo sport, tante le novità che hanno caratterizzato la settimana calcistica nella Serie D Girone I, con una panoramica degli incontri di calcio che vedranno impegnate le squadre agrigentine nei vari gironi. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Quella appena trascorsa è stata una settimana molto movimentata per le squadre del Girone I di Serie D. Ci sono stati degli scossoni che hanno ridisegnato sia le squadre che i quadri tecnici. A Licata, ad esempio, l'ex biancazzurro Marco Coppa sostituisce il dimissionario Pippo Romano, mentre Agatino Chiavaro prende il posto di Giovanni Martello come direttore sportivo. A Reggio Calabria, Bruno Trocini subentra al dimissionario Rosario Pergolizzi. Per quanto riguarda gli organici, molti giocatori sono andati via ed altri sono con la valigia pronta. In casa Acregas è dato via il difensore Fragapane, mentre non si hanno più notizie dell'attaccante greco Christopoulos. Ad Enna è arrivato il giovane guardapali Marco Delizia dall'Eccellenza Campana, mentre la Nissa ha liberato Gabriele Scaletta e Andrea Aluisi. Infine il Siracusa ha sciolto il contratto con il centrocampista Enrico Zampa. Per quanto riguarda le sfide della domenica, il Castrume Favara sarà impegnato al Valentino Mazzola contro la locale San Cataldese, dove cerca punti importanti per alzare l'asticella della propria classifica generale. La compagine favarese verrà seguita da un nutrito numero di tifosi. Il Licata sarà ospite al Nicola De Simone del Forte Siracusa, una gara che si preannuncia difficile su un campo dove sono stati concessi pochi punti agli avversari. Ma vediamo di conoscere quale sarà la terna arbitrale che dirigerà la partita Acregas-Enna di questa domenica pomeriggio a partire dalle 14:30. Si tratta dell'arbitro Matteo Cerqua di Trieste con assistenti Riccardo Zebini di Rovigo e Antonio Mascello di Ravenna. Nel torneo di eccellenza Girone A si gioca la 10ª giornata di campionato. L'Unitas Sciacca, l'unica agrigentina presente in questo torneo, ritorna tra le mura amiche per ospitare il Città di San Vito Lo Capo, avversario tosto e duro a morire. La compagine saccense mira al ritorno alla vittoria per salire qualche gradino in classifica generale. In promozione Girone C, e qui completiamo, le agrigentine sono attese da una giornata molto impegnativa. L'Aragona gioca sul campo del Santa Venerina con l'obiettivo della conquista dei 3 punti in palio, mentre il Camarat in anticipo sfida fuori casa il Santa Domenica Vittoria per cercare di consolidare la leadership conquistata mercoledì scorso nel recupero di campionato. Difficile l'impegno casalingo del Casteltermine, che proverà a fermare la capolista Nicosia. Infine il Gemini non dovrebbe avere grossi problemi a liquidare il fanalino di coda San Pietro Calcio. Nuova trasferta per la Castrum Favara, che domani si recherà a San Cataldo con l'intento di proseguire sulla scia positiva dei risultati utili che hanno portato la squadra ai livelli alti della classifica. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Siamo all'interno della sala stampa dedicata al collega Salvatore Doro della Castrum Favara con il mister Pietro Infantino, appena terminato l'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani. Un'altra trasferta, un altro semiderby, anche se andiamo in terra di Caltanissetta. Che partita sarà, mister? Sarà una partita difficile, un ambiente che io conosco, sono molto affezionato, un ambiente che ho vissuto un'annata speciale, con persone speciali. Credo che è un ambiente sano, un ambiente che dell'amicizia ne fanno uno slogan. Credo che uno scontro diretto, uno scontro salvezza, troveremo una squadra affamata di punti. Conosco l'ambiente e credo che lo stadio, il pubblico è sempre un'arma importante per loro, però anche loro sanno che le squadre di Infantino non regalano niente a nessuno, abbiamo fame di punti, dobbiamo mantenere questo entusiasmo, dobbiamo continuare a fare punti e dobbiamo continuare a fare queste prestazioni. Lo sa cosa dicono in giro? Che adesso la squadra da battere è il Favara. Ma noi
Noi fa piacere che stiamo attraversando questo momento, però ci siamo promessi che questo momento lo vogliamo far allungare ancora. Ci piace questa atmosfera e per tenersi questa atmosfera c'è da lavorare, c'è da correre, c'è da lottare e non si può mollare di un centimetro. Oggi l'ultimo allenamento di rifinitura, dicevamo, per preparare la squadra di domani. Lei ha sempre detto che non guarda negli assenti ma soltanto chi è pronto a scendere in campo. Sono tutti pronti praticamente? Sì, sicuramente siamo contenti che stiamo recuperando quasi tutti, solo Russotto ha un problemino al piede, però lo stiamo valutando con lo staff medico, però credo che non ci siamo lamentati quando eravamo contati e neanche oggi ci esaltiamo, siamo solamente contenti che i ragazzi hanno recuperato dall'infortunio. Sono contento per Mirabelli, sono contento per i ragazzi che erano fuori e abbiamo armi in più per affrontare questo campionato difficilissimo. Ma sicuramente insomma un po' di soddisfazione non solo nell'ambiente tecnico ma anche in quello societario di questa scia di 6 risultati utili consecutivi, insomma vuol dire che qualcosa di concreto c'è. Sì, sicuramente è un periodo molto positivo e l'ho detto prima e lo ripeto, per mantenerlo più lungo possibile c'è da lavorare, c'è da non mollare mai di un centimetro perché ci sono ostacoli ancora duri da superare, il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tantissime partite da affrontare, io conosco questo girone, conosco questo campionato, è facile esaltarsi, è facile vivere questo momento e questo momento c'è il rischio che ti porta anche rilassatezza e la rilassatezza ti porta a avere prestazioni negative e noi questo non ce lo possiamo permettere. Sappiamo che è un avversario difficilissimo e faremo di tutto per superarlo con la nostra mentalità, con il nostro modo di fare. Pronti per un altro incontro, pronti per un'altra trasferta e speriamo pronti per un'altra bella partita. Certo, assolutamente. Noi abbiamo preparato la partita in settimana, sappiamo quello che dobbiamo fare e abbiamo voglia di far bene, di continuare questa striscia positiva di risultati. Quindi andremo a San Cataldo per vincere e cercare appunto di continuare sulla strada che stiamo intraprendendo. E tu con che spirito ci vai, considerato che sei anche un ex? Ovviamente per me San Cataldo è un posto speciale che mi ha accolto in un periodo difficile calcisticamente. Quindi ovviamente per me tornare lì è una bella emozione, però ovviamente ora come ora io penso solo al bene della Castrum Favara e quindi andrò a San Cataldo sì con lo spirito magari felice di rientrare in quello stadio, ma con la consapevolezza di dover andare lì per macinare punti. Ma fuori dallo stadio, fuori dallo spogliatoio, mentre siete così insomma a parlare tu con i tuoi amici, che cosa dite di questo Castrum Favara e di questa posizione? Ma noi parliamo e non parliamo, cerchiamo di lasciar parlare i fatti, quindi semplicemente noi siamo un bel gruppo, quindi fuori dallo spogliatoio ridiamo, scherziamo, ci piace stare insieme e cerchiamo quando appunto scendiamo in campo di dare tutto noi stessi e di cercare di portare questo entusiasmo che abbiamo anche fuori dal campo, dentro il campo. Allenamento di rifinitura per domani per andare a San Cataldo. Alex, con che spirito? Sicuramente quello che ci ha contraddistinto finora in queste prime 10 partite, con lo spirito di andare a fare una guerra nel senso buono calcistico e di fare in modo che l'avversario per batterci dovrà vendere cara la pelle. Tu poi sei un ex, quindi forse arrivi con uno spirito diverso? Sinceramente sì, fa piacere tornare a San Cataldo, sicuramente lo spirito sarà quello che però, come ho già detto, abbiamo avuto in queste partite, avremo nelle prossime, ovvero quello di scendere in campo per vincere e per fare bene. Sono convinto che voi vi siete elevati molto, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico, con questi bei risultati. Evidentemente il lavoro di mister Infantino e di tutta la sua equipe è stato ottimo. Sicuramente, siamo arrivati fino a questo punto, un motivo ci sarà ancora. È vero che abbiamo tanto, anzi tantissimo da fare, però sicuramente il loro lavoro si sta vedendo, sia dal punto di vista fisico, tecnico e tattico.
Il Licata Calcio ha presentato ieri il nuovo allenatore della squadra, si tratta di Marco Coppa, che fu anche allenatore dell'Agragas in Serie D. Mister, giusto il tempo delle presentazioni e dirige già il primo allenamento, si bada al solo perché i tempi sono davvero ristretti. Coppa arriva a sedersi sulla panchina del Licata e domenica scorsa il derby con l'Agragas, l'ultima panchina è stata proprio l'Agragas, ironia della sorte. E al Licata con quale spirito e con quali obiettivi? No, lo spirito per me non cambia, io faccio questo mestiere per cui se vengo a Licata, adesso io alleno il Licata e voglio fare l'interesse del Licata, lavoro per il Licata e voglio cercare di dare tutto quello che ho per raggiungere gli obiettivi del Licata Calcio. Per chi non lo conoscesse, chi è Marco Coppa, il suo credo calcistico, al di là dei numeri e dei moduli che sono anche relativi, come si presenta il nuovo tecnico del Licata Calcio? No, io non ho grandi segreti, io tento di fare un calcio semplice, equilibrato, però nello stesso tempo che abbia determinate caratteristiche, ma soprattutto nei giocatori, non tanto nella filosofia di gioco. E poi i sistemi di gioco contano, ma fino a un certo punto, conta di più appunto quello che cerchi dal singolo e poi di conseguenza dal reparto. Una squadra allestita con obiettivi importanti o comunque obiettivi almeno di metà classifica, così dicevano gli addetti ai lavori, i risultati non stanno arrivando, lei raccoglie una eredità pesante, quella di Pippo Romano che a Licata ha fatto storia, fa parte di questa società prima da giocatore, addirittura da capitano della storica Serie B, poi da allenatore e arriva per inculcare che cosa, mister? No, io ho ribadito più volte, intanto mi fa sempre piacere queste domande perché ho ringraziato il mister Romano per il lavoro che ha fatto e dico già per me sarebbe un grandissimo augurio cercare di replicare più o meno quello che ha fatto lui qui a Licata da allenatore. Quindi come hai detto tu benissimo, sto raccogliendo un'eredità molto pesante, però al posto mio nessuno avrebbe potuto rifiutare la chiamata del Licata, quindi non l'ho fatto. Cercherò, ripeto, di dare il massimo, di cercare di ottenere da questi ragazzi quello che è possibile ottenere e credo che loro però abbiano tante motivazioni, hanno tanta voglia di rifarsi rispetto a questo inizio di campionato che non è stato dei migliori. Il suo staff si sta delineando, si delineerà mi pare di capire in corso d'opera, intanto c'è da badare subito ad una trasferta mica da ridere, si va a Siracusa, insomma si inizia col botto. Sì, abbiamo avuto praticamente pochissimo tempo per lavorare perché abbiamo 2 allenamenti, con me almeno 2 allenamenti prima di andare a affrontare questa partita, ma non cerchiamo scuse, non cerchiamo attenuanti, noi dobbiamo andare a Siracusa per cercare di giocarci la partita e cercare di fare il meglio possibile, poi alla fine vedremo come sarà andata, però ripeto non è una scusante, non lo dovrà essere il fatto che stiamo lavorando soltanto da 2 giorni, sappiamo la forza dell'avversario, lo dobbiamo riconoscere, però io ho tanta fiducia soprattutto sulla testa e lo spirito di questi ragazzi. È tutto pronto per lo start della 29esima edizione della Maratona di Palermo, si partirà domani mattina dalle 8:30 da Piazza Ruggero VII, gli atleti passeranno attraverso le bellezze del patrimonio culturale della città, numeri da record per ciò che riguarda le iscrizioni in servizio da Palermo. Tutto pronto per lo start della 29esima edizione della Maratona di Palermo. Si partirà domani, domenica mattina, intorno alle 8:30 da Piazza Ruggero VII, dove è previsto anche l'arrivo. Gli atleti toccheranno il cuore della città ed il Parco della Favorita, passando davanti alle bellezze del patrimonio culturale palermitano come il Teatro Massimo, Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti o la Cattedrale. Oltre 2300 gli atleti ai nastri di partenza fra maratona, mezza maratona e staffette, una quota di iscritti che rappresenta un record assoluto per la manifestazione. Le parole dell'assessore al turismo e sport del comune di Palermo, Alessandro Anello. È una gran bella manifestazione, un'iniziativa che noi sosteniamo convintamente perché è una manifestazione che va avanti da 29 edizioni, quindi è una manifestazione storica per la città di Palermo, è una manifestazione che va vista anche sotto l'aspetto della manifestazione non soltanto sportiva ma anche turistica, perché con questa quantità di atleti iscritti che vengono da tutto il mondo è a tutti gli effetti una manifestazione di natura turistico-sportiva ed è esattamente quello che come amministrazione comunale stiamo portando avanti
avanti come attività, quella di spingere e sostenere tutte le iniziative e manifestazioni che portano turisti in periodi dell'anno che sono di destagionalizzazione dei flussi, e quindi novembre è questo è il tipico esempio di manifestazione. È stata organizzata molto bene, abbiamo il percorso che è un percorso già rodato, che è molto bello perché passa da tutti i monumenti storici della città e quindi è uno di quegli eventi sportivi che mette in mostra le bellezze della città di Palermo. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che i programmi TV si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per questo fine settimana e vi auguriamo di trascorrerlo in serenità e pace.